E allora eccoci qua, presentazione del nuovo allenatore, presentazione di mister Boreno Tomasello, però prima con il presidente Renzo Corvezzo. Dunque presidente, come mai questa scelta? Diciamo che la scelta è stata fatta dopo un lungo ragionamento con i soci della società Giulia, che parte da qualche giorno, iniziato da qualche giorno. Chiaramente è stato valutato il tutto con la giusta tranquillità e abbiamo ritenuto che la squadra, i ragazzi, i giocatori che danno il massimo tutte le domeniche potevano darci, diciamo, per le prossime 10 partite qualcosa in più che ci permette di arrivare alla salvezza diretta. Chiaramente su tutti questi ragionamenti sappiamo che il calcio è fatto così e abbiamo deciso di cambiare appunto la guida tecnica per cercare di dare una motivazione, qualcosa in più e riuscire appunto a fare questo salto in classifica. Ecco, una scelta che è rivolta anche un po' a tutto il progetto che sta nascendo. Sì, chiaramente è una scelta che continua sul progetto che ho trovato qua all'inizio quando sono arrivato e che cercheremo di ampliare, di completare, di portare avanti, perché improvvisare sul calcio non porta a niente. Bisogna programmare per tempo, con calma, cercare di fare meno errori possibili. Chiaramente chi fa qualcosa sbaglia sempre, però se noi lavoriamo con tranquillità, la prossima stagione potremo iniziare in maniera più tranquilla e soprattutto con anche diciamo con più soddisfazione sia da parte degli addetti ai lavori e sia da parte anche dei cittadini di Concordia. Anche che poi insomma sono state fatte anche così non diciamo dei proclami, comunque sono stati fissati degli obiettivi in fase di presentazione in municipio e che sono obiettivi ambiziosi. Beh sì, diciamo che l'idea è quella di puntare appunto nel giro di qualche anno e riportare la società e la squadra ai livelli consoni che secondo me eccellenza / Serie D che questa città si merita. Chiaramente bisogna, come ho detto prima, lavorare in una certa maniera e vedrete che poi i risultati possono arrivare. E allora mister, aspettavi diciamo un progetto interessante, ti sei preso un anno sabbatico, è arrivato qui a Concordia. Sì, infatti devo anche ringraziare appunto il presidente e la società che hanno fatto questa scelta su di me. Io sono qui con entusiasmo, con voglia di trasmettere appunto il calcio che voglio io. È chiaro che la situazione un attimino adesso è un po' non critica, però bisogna certamente lavorare per uscire da questo momento difficile. E niente, sono qui, lavoriamo, cerchiamo di far bene già da domenica e vediamo stasera come primo allenamento l'approccio con i ragazzi come sarà, che ho piacere di conoscere infatti bene. Ecco, pensi di poter, tanto insomma qualche partita l'hai già vista, pensi di cambiare subito qualcosa? No, non credo di cambiare tantissimo, anche perché già domenica abbiamo anche dei problemi, c'è fuori appunto il centrale difensivo espulso, abbiamo degli infortunati, dunque non è che devo cambiare tante cose, devo solo trasmettere un po' di quella mentalità che fa parte del calcio, che spero di trasmettere, che questo aiuti un attimino ad uscire da questa situazione. Senti, ma quale sarà il tuo credo tattico poi? Ma io credo tattico, prima di tutto devo capire le caratteristiche dei ragazzi, poi in funzione delle sue caratteristiche cercherò di metterle in campo. Ripeto, come ho già detto anche prima, io devo lavorare su tutti gli aspetti del calcio, sui concetti del calcio, ma prima di tutto devo trasmettere questa mentalità, trasmettere. Io ho visto una squadra già con la mentalità buona, dunque devo dare ancora più mentalità per far meglio domenica per domenica. Quindi domenica abbiamo subito una sfida veramente importante, uno scontro salvezza con il Lovis Presiano, che tra l'altro ha cambiato, anche loro hanno cambiato allenatore. Vedi, delle volte il calcio è questo purtroppo, sembrava che Fornager fosse un tecnico preparatissimo, andasse tutto d'accordo, poi alla fine vedi, le società fanno certe scelte, bene o nel male, ma le fanno. Niente, andiamo là, ce la giochiamo a viso aperto. Appunto cerchiamo di portare a casa i 3 punti, perché voglio una squadra che va via con la mentalità vincente, non una squadra che si metta dietro, chiusa, coperta per paura, deve avere
appunto la mentalità vincente.